Ciao, è stato un piacere venire qua da voi. Ci verrò sicuramente con le mie amiche la prossima volta. Ciao, se avete piacere, avete piacere che torniamo? Ok, chiudo e proseguo perché dobbiamo approfittare finché il tempo tiene, perché veramente è un problema se piove con tutta l'attrezzatura. Ok, adesso andiamo a vedere se riesco a entrare nell'altra grotta che non ero riuscita ad aprire. Vediamo questo. Ok, abbiamo trovato aperto, l'ho trovato aperto, adesso lo chiudo per rispetto, insomma. Se c'è vuol dire che va chiuso. Proseguo, torno indietro. Alla voce tremo, una voce di donna risponde: Vieni, eccomi qui. Credo che sia una delle guide che porta soccorso all'anima sofferente. Il filo spinato era tanto lontano da qua, era tutto intorno. Ecco qua, questa è la grotta che non ero riuscita a vedere prima perché era chiusa. Provo ad andare dall'altra parte. È più piccola dell'altra, ci hanno buttato anche immondizie, tanto per non sbagliarsi. Non so se... Oh, con la zaino mi è un po' difficile entrare, credo. Allora, vediamo se riesco. Con la luce. Se c'è qualcuno può parlare nello strumento con in mano, per cortesia. Ok, chiudo. C'è nessuno dentro? Posso chiudere? Ok, chiudo perché non si sa mai che qualcuno non ci cada dentro, si faccia male. E non è il caso. Eccoci qua. Proseguo. Qui è dove, appunto, dicevo prima, può essere che ci siano state le mitragliatrici, o la mitragliatrice. Non salgo perché sono gradini con la pioggia, sono molto scivolosi. Ok, credo che questa, anche perché l'altra zona non si vede bene, cioè si vede ma non è ben tenuta, per cui è un po' possibile entrarci. Penso che con questo sia finita la Cuzzi. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare all'altra, quella che ho fatto con le mie colleghe. Torniamo indietro sul sentiero dei Castellieri. Che bello. E vediamo se riusciamo a trovare l'altra
l'altra trincea, quella di Joffre. Sono quasi 20 minuti da qua e vedo se riesco prima che venga giù il diluvio, perché qua continuo a vedere sto tempo non si apre e c'è il sentiero che porta da qui a Joffre. Adesso faccio vedere le indicazioni. Se siete qui, per favore lasciate un messaggio nella telecamera. Dite il vostro nome, cosa facevate, che mansioni avevate qua, anche come siete morti se volete. Vedete voi, insomma. Questo è il valloncello degli Aceri, di cui mi ha parlato sempre la Isotta. Qui c'è un'altra trincea, vediamo se riesco a trovare l'entrata. È sulla strada che porta su alla... no, questa è chiusa qui. Andiamo da quest'altra parte. Oh, è un problema qua scendere. Non riesco a capire dove, forse da lassù devo andare, ok. Sono una vecchia signora, lo so, e per cui non sono agile come voi che eravate giovani virgulti. Questo è il valloncello degli Aceri. Da dove si può scendere qui? Da qua. Tocca sedermi qua. Questa deve essere stata, penso, un'altra postazione per mitraglie. È vero? Questa era una postazione per le mitraglie. Aspetta che apro qua. Poi vedrò sotto cosa c'è. Allora. Riaccendo. Ciao, volevo sapere qui è dove mettevate le mitraglie? Dove usavate le mitraglie in questo posto?
Ok, adesso vi saluto perché proseguiamo. Ciao. Ciao. A dopo.